Giorni di preoccupazione per le aziende venete alla luce dell'introduzione dei dazi da parte degli Stati Uniti, e su questo tema si inserisce la visita a San Donà, Padova e Vicenza del leader di Italia Viva Matteo Renzi, autore di un libro critico con Giorgia Meloni e il suo governo. Qui in Veneto le aziende sono particolarmente preoccupate. Sì, ma tutte le persone normali sono preoccupate, cioè tutti tranne Salvini, che infatti è l'unico che ha detto che i dazi sono un'opportunità. Salvini è il vicepresidente del Consiglio. La Lega qui prende un sacco di voti, forse più per Zaia che non per Salvini. Io devo fare i conti con la realtà. Chi ci governa e rappresenta anche me che non li ho votati, rappresenta anche l'opposizione. Dovrebbe fare l'interesse delle aziende. Critica la Lega da parte di Renzi, o meglio al suo segretario Matteo Salvini. Quanto al terzo mandato per Luca Zaia, per Renzi l'importante è che si arrivi a una decisione definitiva. È evidente che Zaia non è Salvini, ma è evidente che qui comunque domani Salvini viene rieletto segretario della Lega e di conseguenza la Lega è Salvini, quindi no, noi non stiamo col centrodestra. Quanto al terzo mandato vediamo che cosa decide la Corte il 9 di aprile. Cioè nel senso che non lo esclude lei completamente? Ma decide la Corte Costituzionale. Se c'è una cosa buona è che questo dibattito il 10 di aprile sarà chiuso, poi se accettano il terzo mandato vedremo che cosa accadrà. Infine la zona rossa. Da ex sindaco di Firenze, Renzi non può rispondere, è passato troppo tempo e le condizioni sono cambiate. Dunque domandare a me cosa avrei fatto oggi, 15 anni dopo, in un clima diverso, è una domanda a cui non posso dare una risposta. Penso che il dibattito politico sulla zona rossa riguardi i giordani e i padovani.